Amici bellini, mamma mia, proprio le mazzate di morte, e così non va bene, anzi, va bene, cominciamo. È un marchio pazzesco. Rumore incredibile. Rumore. Allora, io che vi devo dire? Prima di tutto devo dire benvenuto Enzo Amato. Amato, l'amore non c'è in campo quando insomma si fanno questi amiche, altro che amichevoli. Allora, partiamo dal presupposto che mi sono persi i primi 15 minuti perché che fare? Lasciamo perdere. Mi dicono che il Napoli qualche occasione l'ha avuta, qualcuna magari l'ha sprecata, il portiere loro si è fatto vedere, eccetera eccetera. Io poi vedo un pressing furiosissimo dell'Espanyol, ritmi altissimi, non ti danno il momento di respirare, di organizzare l'uscita dal basso. Ah, vi siete dimenticati il like, è colpa mia che mi dimentico di dirvelo, like. Di conseguenza è una partita bene, cioè veramente sotto questo punto di vista io dico bene, perché l'amichevole blanda dove magari tu vedi il giovane oppure il giro palla pulito eccetera eccetera, poi tra quanti giorni, tra 10 giorni nemmeno, si andrà a Verona e sarà partita vera come questa. Addirittura qua vedo facce degli avversari da finale di Champions, cioè io pallone, ti alzano da te. Allora, fatemi dire due cose. Poi Osimhen molto nervoso sul ragazzo. Ragazzi, non è una novità, non è che lo stiamo scoprendo adesso, è tutto il ritiro che è nervoso, è stato nervoso con i compagni, con l'allenatore l'anno scorso molto spesso. Allora, qualcuno, quante volte lo dobbiamo ripetere? Non posso ripetere le stesse cose nei video. Qualcuno se lo deve prendere sotto il braccio. Non lo so nemmeno se è fattibile, cioè non so nemmeno se un Mertens vicino ad Osi poteva risolvere questa situazione di carattere, smussare gli angoli, tranquillizzarlo, dargli dei consigli. Cioè, può essere pure che gli metti qualunque persona vicino, il miglior personal coach, trainer, mental coach, e lui resta nervoso così perché è proprio di carattere. Può essere. Però è un problema, e diventerà un problema perché vedo l'arbitro che lo chiama e lui non risponde, lui preferisce prendersi scaramucce, non si tiene una parola eccetera eccetera, e questo non va a favore del calciatore, perché poi sprechi energie, è capace che arrivi sotto porta che stai ancora nervoso, adrenalinico, e devi essere freddo invece sotto porta. Quindi questo è un problema che noi registriamo. Un'altra cosa che voglio dire, mi fa piacere, e fatemi fare un applauso ad ADL che si è alzato dalla panchina e è andato vicino all'arbitro a dire: ma che stiamo facendo? E qua se me li infortuni, poi non lo so il labiale, non ho idea. Se l'avete scoperto me lo dite voi nei commenti, perché poi adesso che è uscito il video magari ci sono più dettagli, io devo vedere il secondo tempo tra un po'. Però bene, fatti rispettare, se stanno a casa tua, li ha invitati per l'amichevole, hanno accettato l'amichevole, non possono venire a infortunarci i giocatori. È pur sempre un amichevole, va benissimo come si dice, la garra, l'adrenalina della gara e quindi la voglia di vincere, di sopraffare l'avversario, però calma, c'è un limite a tutto, e c'è stato quel doppio intervento che hanno falciato prima Lobotka e poi Lozano, che sono rimasti a terra, e il doppio cartellino giallo va benissimo, ma l'arbitro probabilmente doveva intervenire ancora prima che si arrivasse a questo, perché il nervosismo e il pressing con i falli si era visto già da subito. Di conseguenza sappiamo che Kvaratskhelia, per il suo, l'ho detto un po' in italiano, per le sue caratteristiche di dribloma ne prenderà tantissimi di falli anche in Serie A, e ci sarà gioco spezzettato senza dubbio. Però da lì sempre qualcosina succede eccetera eccetera, anche sa un po' a tutto campo, e va bene. Kim sempre cerca il giro palla pulito. Non si può dire molto di più di questo primo tempo, se non che sembriamo un po' spuntati, la manovra non è fluidissima, azzurro fluido eccetera eccetera, e posta maglietta onestamente. Sì, il pattern è bellino, lo stesso pattern dei portieri, niente contro i pattern, però sembra la Lady in rossa così, quindi mi ricorda tantissimo cromaticamente quella di Halloween dell'anno scorso, perché sì, sarà blu scuro invece che nera, il pattern, le onde del mare invece della cosa della ragnatela, ma insomma ci aspettavamo, io mi sono ingolosito, mi aspettavo una sorpresa
da parte del Napoli con l'aleta in bianco e non è stato possibile. Quindi andiamoci a vedere il secondo tempo, sperando di vedere un po' più di calcio, meno calci, qualche occasione, e vediamo così che capace pure che della si ritira la squadra, che ricominciano così, fa finire le cose e aspettiamoci dichiarazioni pesanti di De Laurentiis, e fa pure buono stavolta. Quindi io stavolta sono con il presidente, perché non esiste a margine. Non me la voglio prendere con Di Lorenzo, ma ho la sensazione, e adesso faccio il paragone con Insigne, ma in generale Insigne dopo il primo, il secondo fallo andava lì, piccolino com'è, alla Mario Rui, si andava a prendere la questione e si faceva da capitano, si faceva sentire. Di Lorenzo, sei un ottimo terzino, ottimo, hai fatto un rendimento straordinario in questi anni. La fascia di capitano significa anche altro, significa che quando ti attaccano così devi andare dall'arbitro, devi andare dal capitano degli avversari, ti devi far sentire, ti devi prendere la questione, devi essere duro, devi essere presente. Essere capitano non è facile. Andiamo avanti. E quindi, amici bellini, le mazzate continuano, sono continuate, però dobbiamo segnalare una cosa di questo secondo tempo. Parte, vabbè, finisce 0-0, non oramai abbiamo perso la speranza di vedere goleate, eccetera, eccetera, partita vera. Entrano Contini al posto di Meret, ovviamente, Ostergaard al posto di RR, perché oramai si porta a chiamarli così, e quindi vediamo la coppia Ostergaard-Kim per un pochino, Delme al posto di Lobotka, Zielinski al posto di Elmas, Olivera al posto di Rui. Spingono Olivera e si fanno male loro, cioè praticamente a un certo punto si è sentito questo urlo indemoniato, le simulazioni, perché siete violenti e anche simulatori, e praticamente ma non è stato un fallo del Napoli, non è che tu dici il Napoli ha avuto la reazione incredibile, adesso fanno male loro, eccetera eccetera, no, l'hanno spinto Olivera, il fallo era per il Napoli, non riesco ad aggiustarli questi capelli, il fallo era per il Napoli, insomma si continua così. Zielinski si abbassa parecchio per aiutare la manovra, per costruire, perché con Ostergaard, ragazzi, Ostergaard difensore roccioso, ma ho visto parecchie volte butta sto pallone in avanti e viene perso, quindi lì così Kim ci prova un pochino di più, però si abbassa Zielinski per aiutare la manovra insieme a Dem, però si resta sempre con questo 4-3-3, ogni tanto si deve abbassare anche a seconda di dove si deve sviluppare la manovra, o si esagera, mi sono scritto, riceve un colpo discutibile e si rotola a terra così, ragazzi, c'è un problema Osimhen serio, proprio mentale. Dopodiché al 55 Osimhen ci fa vedere una cosa del suo repertorio, cioè lo stop di petto con la palla che resta lì, di testa se la allunga molto bene, lascia alle spalle l'avversario e poi gli manca la rifinitura che passa verso Lozano che aveva seguito l'azione, però il passaggio è un po' troppo lungo. Al 57esimo Kim temporeggia bene, c'è una discesa, un giocatore delle spagnole, Kim è bravo ad accompagnarlo verso il fondo e ad andare in calcio d'angolo, e proprio credo su questo calcio d'angolo c'è un paratone di Contini, c'è una parapiglia in aria, eccetera eccetera. Contini fa una grande parata, ma non sarà l'unica, perché poi vediamo un tiro cross al 64esimo di Lozano dove Osi non ci arriva per un po', sempre la rifinitura, manca un pochino di qualità nella definitura. Dopodiché entrano Petagna, Zanoli, Zerbini, Gaetano e JJ, e poi io mi segnalo un'altra parata di Contini, non so se lo vedete qua, proprio con i punti esclamativi, perché Contini, ragazzi, uno potrebbe dire ma Contini importa perché dà più sicurezza, almeno poi non lo so, nelle varie cose del calcio mai dire mai, mai dire sì senza usare i sì, perché magari con gli stessi tiri Meret la bloccava, la dico così, la dico grossa. Insomma, Contini si dice un gran bene, da fragili mentalmente in poi si è sempre detto un gran bene, e secondo me è un buon portiere. Se andassi a prendere un Kepa o un Navas eccetera eccetera, io un secondo come Contini me lo terrei, però questi sono discorsi particolari, magari Contini a mercato, Marfella di meno, Idasiak non lo sappiamo, in questo momento nemmeno Meret pare abbia mercato, insomma dobbiamo capire più o meno quello che si tratta. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa partita. La maglia non mi ha fatto impazzire, la partita non mi ha fatto impazzire, però come test per i ragazzi pure Spalletti si è dovuto incazzare tantissimo eccetera eccetera, partita vera, come test è sicuramente importante
in vista del Verona, perché ci ricordiamo il Verona che tipo di avversario è, e quindi abbiamo subito, se magari qualcuno nuovo che non sapesse, è così che poi vedi, perché poi diventa, si distrae, uno si può distrarre, è già qui. E allora se è già qui da New York Valerio Fluido è tutto il che fare, è un fatto di distrazione. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose credi. Sei iscritto pure a TikTok. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.